E ribenvenuti amici di Matto Scacco in questa seconda puntata di missione 1500 punti. Siamo solo all'inizio del nostro percorso, Carlo è appena partito, ma già prima un fuori onda, Carlo, mi dicevi che già qualche piccola idea in più durante le tue partite ce l'hai, vero? Ma sì, qualche attenzione in più nella struttura dei pedoni, quella cosa che mi hai detto l'altra volta del avere un pezzo sospeso oppure non sospeso, questo mi ha un po' aiutato in questi giorni, anche queste partite che abbiamo fatto, cioè che ho Perfetto. fatto, ora magari non so se le vorremmo analizzare. Sì, sì, qualcosa vediamo oggi assolutamente. Oggi ci facciamo anche una partita live. L'ultima volta avevamo i minuti contati, siamo andati lunghi con tutte queste cose. Durante questa settimana, come tutte le altre settimane, ti ho mandato dei piccoli esercizi che adesso vedremo insieme, così vediamo un pochettino di capire un pochettino se abbiamo capito alcuni concetti, poi alcune cose sono nuove, quindi sarà un modo per impararli all'istante. Allora, io vado in condivisione schermo e apro la prima finestra. Prima finestra che è questa qui. Vado. Ok, questa è la prima posizione che ti ho mandato. Qui secondo me, se hai la possibilità e se hai anche il tempo, la cosa migliore è prendere questi diagrammi e trasportarli su scacchiera reale. Così, a parte che è più interessante secondo me, ragionare su una scacchiera reale, in legno, Cioè, eccetera, prendi anche visione della tridimensionalità e così puoi anche magari provare a spostare qualche pezzo, a ragionare un po' così, ma comunque proviamo adesso in modalità 2D. Il bianco appena arroccato, quindi c'è mostrata l'ultima mossa del bianco e qui la domanda che ti faccio, beh, a parte che questo esercizio appunto l'hai già fatto, l'hai già studiato, ma qual è stata la prima mossa che ti è venuta in mente ora da giocare col nero, vedendo la posizione e vedendo l'ultima mossa giocata da parte del bianco? sì. Va, allora, quello che mi sembra, diciamo, ci sono due cose che mi vengono in mente, probabilmente entrambe sbagliate. La prima è attaccare quel pedone in D4 che potrebbe essere attaccato sì, cioè prima con il pedone, lui mangia con il pedone, mangio col cavallo, lui mangia col cavallo. No, ho sbagliato, perché poi io mangio con la regina, lui mangia con la regina, quindi sono io che perdo la regina. Quindi questa è la prima. E la seconda cosa che mi era venuta in mente è far salire il pedone di 4, cioè scusami, di 6, Di per 6. ricostituire la linea, diciamo, la struttura pedonale, aprire l'alfiere che può andare poi a fare un'inchiodatura, come si dice in italiano? Sì, sì, un'inchiodatura, sì, sì, sì. Un'inchiodatura, ok, in francese si dice clouage, Ok. e quindi mi viene in francese, quindi metterei poi l'alfiere in G4. Ok. Queste sono le prime due cose che mi vengono in mente, altrimenti, insomma, poi io vedo anche questa un po' una roba un po' pericolosa del cavallo, che cioè io c'ho una regina in faccia a una torre, quindi Esatto. mi mette un po' d'ansia e quindi la toglierei da lì davanti, ecco. Ok. Queste sono le tre cose, ce n'è Ok. una giusta? Sì, No. e avresti un ordine di preferenza di queste tre cose? Ma diciamo che essendomi reso conto dell'impossibilità di mangiare, cioè questo del calcolo, diciamo, di quanti sono gli attaccanti e quanti sono i Mm. difensori di quel pedone, mi sembra perdente, quindi metterei intanto la regina un attimo meglio posizionata. Forse no, Ok. forse o i pedoni o la regina. Ok, Però, ok, allora ottimo che ti sei reso conto di questo attacco a raggi X. Gli attacchi a mm, raggi X sono magari un po' più difficilotti da vedere perché non sono degli attacchi immediati, ma nel momento in cui vedi che il bianco fa una mossa difensiva, ma allo stesso tempo è anche offensiva perché la colonna F è aperta, la prima cosa da fare è
considerare quell'attacco a raggi X sulla tua donna come se fosse un attacco vero e proprio. Cioè gli attacchi a raggi X sono degli attacchi veri e propri, quindi ti minaccia la regina, togli la regina. Poi dopo apri lo spazio all'alfiere, fai tutto quello che devi fare, ma prima togliti dalla minaccia raggi X. Sono fondamentali. Perché, per esempio, se ora appunto si toglie quel cavallo, la tua donna è attaccata da quella torre. Mhm. E se il bianco, non so, sulla spinta del pedone di 6, no? Per aprire l'alfiere. Sì. Sulla spinta del pedone di 6, lui ti gioca cavallo cattura il pedone in E5, non Mm. puoi mangiare quel cavallo e c'hai sotto la donna. Quindi sì, sì, assolutamente. Spesso noi pensiamo a quello che vogliamo fare noi, ma noi dobbiamo Mm. sempre rispondere alla mossa, un po' come a tennis, no? Mhm. Piacerebbe Mhm. sempre schiacciare ad ogni colpo, ma devo talvolta vedere che colpo ha fatto il mio avversario. Quindi ottimo che hai visto questo. Quindi sull'attacco a raggi X ti togli. Il Mhm. dubbio ti togli. Ok, Ottimo. Allora andiamo alla seconda posizione, vai. che è questa qui. E in questa posizione il bianco, qui c'è la freccia che il bianco minaccia la Sì. cattura della regina avversaria e la domanda che ti ho fatto è: cosa ne pensi del cambio? Cosa ne pensi di questa mossa? È buona? Non è buona? Se sì perché? Se no perché? Ma io penso sia buona dal momento... Allora, potrebbe essere buona se lui rispondesse in un determinato modo, cioè mangiando col pedone Chiaro. della colonna G, però essendoci un cavallo che deve svilupparsi per far posto a un alfiere, andandosi a posizionare in quella che tu l'altro giorno hai definito un po' la posizione naturale del cavallo per difendere l'arrocco, mi sembra un po' di favorire il suo sviluppo, quindi non mi sembra particolarmente utile come scambio. Poi aspetta, fammi vedere, mi sembra che ci siano tutti i pezzi, sì, ci sono tutti, quindi diciamo io per quel poco che so mi sembra di aver capito che lo scambio avviene nel momento in cui hai un vantaggio, allora tu cominci a Bravissimo. liberare pezzi, ma qui mi sembra una situazione di parità. Perdo una regina che è un pezzo importante per far sviluppare meglio il mio avversario, ma forse no. Corretto, corretto anche questo, bravo. Come dici tu, non esistono i cambi alla pari, non esistono 9 punti miei e 9 punti tuoi, ma c'è sempre qualcuno che ha qualcosa in più dal cambio. E in questo caso, se il bianco va a catturare la regina avversaria, il nostro avversario sviluppa gratis, nella posizione migliore possibile, il cavallo. Quindi a sto punto sarei io che aspetterei che sia lui a mangiarmi la regina, così sviluppo io il mio cavallo. Nel frattempo sviluppo l'alfiere Campochiaro, muovo qualche Mm. pedoncino e vediamo un po' come va la situazione. Ottimo. Una domanda qui su quell'alfiere, su quel pedone in D2. Sì. Tu lo lasceresti lì? Oppure No. lo faresti? Cioè, però la spinta che gli faresti è un D4 o Di, no? Perché di se no uno in D3. di 1, Perché però poi non ti D4 lo viene, pianto subito adesso. però non ti viene un pedone arretrato, te lo metti in D3. Sì, verissimissimo. E, ok, adesso non posso muovere i pezzi perché questa è un'immagine. Mm, Semmai dopo lo vediamo con una scacchiera ok. vera e propria. È vero che è un pedone arretrato, lo è a tutti gli effetti, ma con un centro così chiuso, perché qui si presume che il Mm, centro sarà chiuso, sarà difficile attaccarlo. E qui mi inviti a nozze a tirare fuori un nuovo principio che è una debolezza è tale solo se può essere sfruttata. Quindi quello è solo un ok. pedone arretrato, ma è talmente nelle mie retrovie, è talmente Mhm, difficile per te da attaccare, è talmente, cioè, nelle diagonali bianche sarà impossibile attaccarlo. mm, Lateralmente sarà impossibile perché è troppo vicino al mio schieramento. Quindi sì, è una debolezza, lo è detto benissimo, ma sarà praticamente impossibile per lui. ok. Perché mi è capitato in alcune situazioni di dire che faccio, lo muovo, No, non lo muovo, mi viene meglio di alzare il pedone B2 in B3 per far uscire l'alfiere da quel lato lì e non aprire una seconda linea, che sono un po' le robe che abbiamo detto l'altra sì, 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 volta, sì, sì. ma insomma, ho visto la posizione, te l'ho chiesto. Ok, allora andiamo avanti allora
la terza posizione. Questa posizione sembra più la più normale di tutte. Il bianco ha appena mosso questo cavallo davanti alla regina, tutto Mhm, settato. Questo forse è il problema più difficile fra tutti quelli che ti ho presentato. mhm, E qui ti chiedevo, secondo te, guardando un pochettino i pezzi del bianco, i pezzi del nero, i pedoni del bianco, i pedoni del nero, mm. a sentore, in base a quello che abbiamo detto anche negli altri video su YouTube, che spero che tu abbia visto tutti, Tutti, guarda, non ne ho perso uno. c'è qualcosa che ti fa storcere il naso che dici, ma qui il bianco e il nero lì non doveva fare questa cosa perché questa Mm, posizione richiede un'altra cosa, non quella roba lì. C'è. Vediamo se il tuo intuito da scacchista ti fa dire se c'è qualche pezzo o pedone mal posizionato che non dovrebbe essere lì dettato da mm. questa posizione. No, no, guarda, è proprio Faccio, spento. faccio come Gerry Scotti, vuoi ragionare ad alta voce? Vuoi ragionare a voce alta? Allora, guarda, vediamo. La cosa che mi perplime un pochino sono questi pezzi che mi sembrano sulle colonne D ed F come se fossero un po' impilati e facili da attaccare dai pedoni. Quindi Stai parlando del bianco? sto parlando del nero. Tu mi chiedi del bianco? No, Se no, il no, bianco. in generale, no, 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 in generale. Ok. Bah, non lo so, diciamo, non lo so, sembra un po' questa struttura a punta così, non lo so se Ok. è molto efficace. Di solito è vero che ecco, una cosa che vedo spesso sulle scacchiere è più simile alla struttura del nero rispetto alla struttura del bianco. Ok, Quindi, cioè, questa punta così non la vedo molto spesso, mi sembra invece o le aperture sono da un lato oppure dall'altro. ok. Questo è quello che di solito vedo. Effettivamente adesso sto notando che c'è una sorta di V Sì. sulla scacchiera del bianco e che è un po' facile da attaccare perché cioè, un alfiere in campo chiaro lì fa un po' quello che vuole, essendo tutti sul nero. Però e poi vedo questo cavallo questa regina che sono sempre su una posizione per me un po' pericolosa perché un pedone fa un doppio attacco ed è molto Ok, stai parlando sempre fastidioso. del nero, no? Quindi la Però sì, regina parlo del F6, nero, parlo il del cavallo nero. F6, li vedi, Sì. Forse un punto di pericolosi. debolezza è quel pedone B2 che insomma un Mm, po' non è difeso da nessuno, è un po' la base ok, di tutta una catena di pedoni. E il cavallo si è difeso dalla regina, ma la regina se ne dovrebbe andare. Vabbè, no, non è vero, anche dall'altro cavallo è difeso. Ma penso questo per Gerry Scotti è tutto quello che posso fare. ok, ok, beh, giuste le considerazioni sulle catene di pedoni. Quindi, se parliamo di pezzi, quindi se escludiamo i pedoni, non c'è nessun pezzo nello schieramento o del bianco o del nero che ti puzza un pochettino? Mm. Ma guarda, mi sembrano tutti, a parte quel cavallo lì che non so per quale, quello bianco che sta davanti alla regina. Ok. Sì, Forse no, forse l'alfiere anche, non è sospeso l'alfiere in campo chiaro dei bianchi, è sospeso questo principio dell'altra volta di cui abbiamo parlato, i pezzi sospesi, però è talmente dietro esatto, esatto. le retrovie che sinceramente non mi sembra, anzi mi sembra abbastanza minaccioso, si può andare a posizionare in B5 e può diventare minaccioso per il cavallo. Gli altri pezzi mi sembrano tutti abbastanza ben difesi, anche il cavallo che è lì in D2 Ok. c'ha la regina e l'altro cavallo che lo difende. Onestamente non mi sembra mal posizionato, però Vabbè, sicuramente non sto vedendo qualcosa. vabbè, siamo qui per questo. Allora, la maggior parte dei pezzi sono messi bene. Questo cavallo bianco che è andato davanti alla regina è stato messo lì perché non aveva altre case Mm. dove andare e il cavallo non si mette mai all'esterno. Questa è la base, quindi oh, Cavallo allato, cavallo malato, dici te, bravissimo. no? O all'esterno davanti alla regina, bene davanti alla regina.
L'alfiere del bianco potrebbe essere messo meglio, però lì tutto sommato non va Mm, bene. L'altro cavallo è a difesa del re, va benissimo. mm. Le torri chiaramente si devono ancora muovere, quindi va bene, diamogli il tempo. Le regine, sia del bianco che del nero, tutto sommato male non stanno, ma c'è. Data la conformazione della struttura pedonale, qui ancora l'importanza della struttura pedonale, che da lì derivano molti piani di gioco e molte cose, qual è il pedone più avanzato dello schieramento del bianco e del nero? Qual è il pedone? Quello della colonna D, Quello della colonna D5, D. D4. Ah. Bravissimo. E questo come ti fa intuire che sia cominciata la partita? Beh, con una spinta di donna, diciamo. Sì, del pedone di Immagino che donna. abbiano aperto D4, E D5. poi hanno sorretto quel pedone con un'altra spinterellina più piccola Sì, degli altri pedoni. sì. Probabilmente è andata così. Ecco, nelle partite di donna, questa è regola aurea, e Ok. in tante anche partite dell'inglese, perché poi il gambetto di donna e l'inglese talvolta si somigliano tantissimo, il pedone C, il pedone sulla colonna C, Mhm. è fondamentale, se possibile, spingerlo prima di due passi Mm. e poi metterci dietro il cavallo. Il nero che cosa ha fatto? Ha bloccato il Ah. pedone C mettendoci davanti il cavallo. Ah, ok. Quindi nelle Ok. partite di donna il pedone C è troppo importante. È come se fosse un Mm. pedone centrale a tutti gli effetti, nonostante per la teoria è un pedone semicentrale. Mhm. Quindi prima si butta fuori il pedone C e poi ci metti dietro il cavallo. Perché? Perché se non butti fuori il pedone C, e fra poco te lo faccio vedere su scacchiera con i pezzi che si muovono, sei molto a corto di spazio. Ok. Quindi quello che mi stona in questa posizione è Ok. il cavallo Oh. C6 che blocca ogni Mhm. spinta del pedone C. Ok. Vedi, pensavo visto quasi più scorretta l'altra posizione, perché mi sembrava perché l'altra volta abbiamo detto una roba, e finché i pedoni sono nella loro posizione naturale, cioè di partenza, stanno bene. È E vero. Oppure quindi, quando sono in catena. E anche il bianco ce li ha oppure, tutti in catena, no? O mhm, sono a sì. casa o sono in catena. Quindi Mm, finché sono mm, in mm. catena o a casa va bene. Ok, Ottimo. Dai, vediamo anche questo. Poi ti ho segnato altri esercizi, ma non li vediamo tutti, altrimenti ok, rischia di diventare molto molto lunga. E visto che oggi ok. vogliamo giocare. E quest'altra posizione, anche questa sembra una posizione molto standard, tipica Mm, di stile partita italiana, eccetera. L'ultima mossa del bianco è stata questo pedoncino di un passo davanti alla donna bianca e qui mm, ti ho chiesto, non ti ho detto nulla, ti ho detto semplicemente mossa al nero. Che cosa mm. giocheresti da nero in questa posizione? Allora, guarda, io penso di avere uno stile abbastanza conservativo e quindi cioè farei la mossa speculare, cioè alzerei Oltre col 100%. il pedone in D6 per aprire la diagonale dell'alfiere Campochiaro Ok, per poi andare a vedere dove lo posiziono. Probabilmente lo posizionerei davanti al cavallo, facendo un attacco a raggi X alla regina. Questo probabilmente è quello che giocherei in maniera classica, questa cosa qui. Oppure in alternativa alzerei l'alfiere di Camponero ad attaccare il cavallo, vedendo un po' che tipo di difesa fa, perché se lo lascia lì ne approfitterei per scombinargli la struttura pedonale, ok. mangiandogli, cioè se non lo difende immediatamente con l'alfiere o con la regina, non lo so, proverei magari se continua che ne so, facendo un attacco d'alfiere, cioè spostando l'alfiere più avanti, insomma, proverei a rovinargli la struttura pedonale così. Ok, ok, chiaro, chiarissimo. Anche in questo caso, in questa Mm. posizione, bisogna sempre giocare sulla risposta, sull'ultima mossa del nostro avversario. Il nostro avversario abbiamo detto che ha giocato il pedone di uno davanti alla donna. Mm. Secondo te, che scopo potrebbe avere quella mossa del bianco? Di fare uscire il cavallo, di fare uscire l'alfiere e Dove? probabilmente metterlo in G5
per rompermi le scatole con l'attacco a raggi X del... Ok. Adesso apriamo subito una scacchiera, così questa la andiamo a mettere. Siamo in aereo. Allora, costruisco velocemente la posizione, anche se faccio delle mosse sbagliate, ma voglio arrivare alla posizione della partita, che è così. Eccola qui. Questa è la posizione della partita. Mm. Quindi il bianco ha appena spinto il pedone e noi vogliamo fare questa, giustamente. Ma il nero purtroppo ha sempre una mossa in meno rispetto al bianco. Altra regola, nella Mm. simmetria totale il nero sta sempre peggio perché ha una mossa in meno. Ok, Quindi evitare col nero la simmetria totale. ok. Perché? E qui ti faccio vedere. Se andiamo a giocare con tutta naturalezza una posizione ipersimmetrica, lui ci fa questa. Mhm. E qual è il problema di questa inchiodatura? L'avevamo detto anche Che la non volta scorsa. hai, che non hai la possibilità di far scendere l'alfiere a Bravo, te lo difesa sei tirato del... fuori. E non hai neanche l'altro cavallo che può andare in D7. Certo. Mm. Quindi questa non te la levi più dalle balle. Mm. Quindi se fai una qualsiasi altra mossa, sviluppi l'alfiere, eccetera, arriva questa con doppia Sì. pressione su questo cavallo e qui si impedona l'arrocco 100%. Mm, 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 mm. Non puoi fare niente. Quindi Questa è una posizione che mi capita spesso comunque. esatto, quindi ancora una volta noi non giochiamo sulla scacchiera da soli, giochiamo sempre contro un avversario. Per quanto questa possa sembrare una mossa di sviluppo, e lo è, Mhm. e qui dici, ma se io alzo questo e lui viene qui, come me ne esco io da sta inchiodatura, sapendo che gli unici due modi sono alfiere 7 o cavallo in Mm. D7? Non ne Quindi tu esco. consigli di scendere, di far scendere direttamente l'alfiere o di attaccare? Ok, sì, di Allora, mettere il pedone lì. sembra una Ok. perdita di tempo, no? Sì, Queste sì, sì. mosse qui non si fanno mai, ma sto giro è qui, dato che noi vogliamo giocare di 6, perché la tua mossa di 6 è corretta, cioè qui va fatta di 6. Sì, Però per fare di 6 dobbiamo prima un attimino prendere delle certo. precauzioni, Ok, ok? perfetto. Quindi ci siamo. Ok. Bene, Sì, quindi nel frattempo prendo sempre. degli appunti. Sì, fai benissimo. Sempre giocare contro almeno l'ultima mossa dell'avversario. Ora si dice, ah, devo guardare le prossime 2, 3, 4 mosse. Inizia a vedere Mhm. almeno l'ultima mossa del tuo avversario e capire cosa c'è dietro. Certo. Ha mosso il cavallo qui. Se ha mosso il cavallo qui, sono tre le cose. Prova a Mm. dirmi quali possono essere le idee dietro una mossa di cavallo così. Le prime tre cose che ti vengono. Mm. Allora, cioè cosa vuole fare Sì, facendo il una cavallo mossa di del Bali? Kaiser, però Sì, prova a darmi tutte le spiegazioni che puoi trovare probabilmente dietro una mossa sì. del genere. La prima cosa che mi viene in mente è che vuole metterlo ancora più avanti perché Sì, messo lì lateralmente mi sembra poco sensato, quindi probabilmente vuole metterlo in F5 probabilissimo. Questa e per una quindi spiegazione. sì, cercherei di difendere quella casa alzando il pedone Ok, in D6 e quindi mettendo, diciamo, una visuale, prendo la visuale del mio alfiere. ok, prova a darmi La qualche spiegazione. seconda spiegazione che mi viene è che vuole fare un sacrificio e quindi sì, o fa quella ah no, ma certo, non avevo visto l'alfiere esatto, no, io non posso difendere col pedone e Ok, quindi effettivamente lui vuole mettere, sì, potrebbe attaccare la torre in quel modo, ok. mettermi in una posizione scomoda Vai, dimmi almeno e, un'altra, e perché un tutte vanno altro. pensate. Poi noi non sappiamo cosa ha in mente realmente il nostro avversario, però Sì. tutte. Già. Forse vuole, non lo so, tu dici un'altra sempre col cavallo No, oppure che no, vuole non per un'altra forza col combinazione? cavallo. Quindi ha Oh. mosso il cavallo, quali Eh, possono essere le sue idee? io a questo punto, avendo quel cavallo lì che mi sta cioè, diciamo, nella zona del re, porterei la regina da quelle parti lì per farmi un attacco
un del bianco, attacco dici? scomodo. Sì, sì, nel senso Ok. io penso a questo tipo di minaccia, cioè ha tolto la regina da lì davanti, sì, non lo può mettere, non la Sì, può sì, non mettere può lì perché attualmente. c'è il cavallo, ma potrebbe essere una minaccia potenziale perché la regina adesso sta... Giusto, giusto. Quindi, per esempio, ha tolto il cavallo, per esempio, per far uscire la regina. Sì. Per esempio, che poi sia Mm. sbagliata o no, poi lo consideriamo, ma intanto queste sono le idee. Un'altra idea, Mhm. ovviamente adesso non può farlo perché c'è l'inchiodatura, un'altra idea è ho tolto il cavallo perché voglio avanzare col pedonetto, Mm. che col cavallo davanti non era possibile. Certo. Ripeto, ora non è possibile uguale, però sono tutte cose che dobbiamo prendere in considerazione. Quindi ha mosso il cavallo, sicuramente la prima cosa che ci viene in mente è dove lo vuole mettere poi sto cavallo. Sì. Ma ci sono anche altre retromosse. Ha tolto il cavallo per Mm. far spazio ad altri pezzi, ha tolto il cavallo per spingere dei pedoni. Mhm. Quindi, se noi non ci diamo almeno tre spiegazioni su questa mossa e ce ne diamo Mm. solo una, ha tolto il cavallo per andare qui. E noi diciamo, e mo mette il cavallo lì, mo mette il cavallo lì, mo Mm. mette il cavallo lì. Invece fa un'altra di quelle mosse che non ci siamo filati minimamente Sì. e la prendiamo in quel posto. Quindi, se noi riusciamo a spiegarci quali possono essere le ragioni dietro una mossa, in partita non possiamo, cioè non possiamo mai avere delle sorprese. Ok. Perché la maggior parte delle partite a tempo lungo dei grandi maestri finiscono in parità, finiscono patte? Perché con tanto tempo a disposizione per pensare, io le scandaglio tutte le tue possibilità. E se mi difendo da tutti i tuoi attacchi, io attacco e tu ti difendi perfettamente da tutti i miei attacchi, finisce in parità la partita. Mm. Quindi questa è, diciamo che gli scacchi normalmente tendono alla parità, a gioco Ok. corretto. Purtroppo. Però, siccome noi siamo dei somari, difficilmente pareggiamo. Ok, Eh, ottimo. ok, Allora adesso vedrei perfetto. qualche partita che ho giocato ultimamente e poi Mhm. andrei a fare la nostra prima partita live. Allora, Sì, adesso diciamo agli ascoltatori che dopo il primo video, tra il primo e il secondo, mi è venuta una voglia matta di giocare e sono sceso a 500 punti, le ho perse tutte, quindi se ci aspettavamo 1000 puntate, adesso ce ne saranno 2000 per arrivare. voglio vedere queste. Poi vedo un tuo avversario che ha fatto un 91% di precisione. Sì, no, quello ha fatto io una schifezza. Ok, dai, vediamoci queste ultime qui. Allora, qui eri il bianco. Vediamo che ho Vediamo cosa è fatto. successo. Apertura Disastro. inglese. Ok. 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 Ok, il cavallo in attacco. Che idea avevi con questa? Te la ricordi? No, avevo voglia semplicemente di avere un cavallo lì in quella casella lì, non era sospeso e potevo magari fargli smuovere un pochino la sua difesa pedonale. E Ok. poi, boh, magari mi diceva adesso mi attacca col pedone. L'ha fatto L'ho fatto, e ecco, tu sei non mi tornato ricordo. qui. Come... Perché è stato conveniente questo? Ma per fargli smuovere un po' la sua Ah, linea se facevi pedonale, smuovere questi, ero era d'accordo. meglio. Ero d'accordo. No, 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 ci sta come idea, eh. Se facevi smuovere Eh, H6 poteva aver mm, senso come mossa. Sull'ala di donna, smuovere un pedoncino in cambio di mm, aver perso due tempi, quando magari mm, in questi mm. due tempi muovevi una volta l'alfiere, una volta la torre. Ecco, l'alfiere lì non mi sa che lo muovo tardi, Ok. perché c'avevo questo dubbio del fatto del pedone arretrato, e quindi mi sa che sto pedone in D2 rimane lì per tanto tempo. Sì? Ora non mi Ok. ricordo, non mi ricordo, Ok, però. ok. O Ok. forse lo alzo in D4, sto vedendo che la Sì, mossa voglio essere 11 è certo di... che il concetto del pedone arretrato sia chiaro. Tu hai paura che così... Ops, scusa, faccio una mossa a caso. Tu hai paura che così questo sia una debolezza? No, penso che l'alfiere sia debole perché, non è perché è sospeso Ah, e ok, penso... sì. Diciamo i pezzi così nelle retrovie, almeno in seconda Ah, traversa, ça va, non ok. sono mai deboli. Così come i pedoni in seconda traversa, Ok, non sono mai deboli. ok, Quindi ok. tranquillissimo. No, no, Oh, si fa, il fiero in fianchetto si fa. Ok, torniamo a d'accordo. noi. Quindi siamo ritornati indietro con C3, gioca C6 e qui fai D4 che mi sembra Ok. correttissima.
lui gioca questa sul cavallo sospeso, gioca, e qui fai mm, alfiere di 2, anche se secondo me se hai aperto il fianchetto aveva mm. senso metterlo Ok. fianchetto, ma va bene, eh. Qui inizia a metterti la doppia pressione qui sopra, donna C2, onesta, forse c'è questa che ti rompe le scatole in qualche modo, si la fa, donna Mm, B2 comunque tieni tutto, mm. cambio, cambio, interessantissima questa presa di alfiere, anche se qui c'è un altro principio. Aspetta, che ha fatto lui? Mi ha preso? Allora, io ti ho preso Ah, il lui ha pedone preso centrale. Ok, io gli ho Qui preso col devi scegliere se cavallo. catturare con pedone o cavallo. Qui Ok. altro principio, che è sempre un principio, poi bisogna sempre catapultarsi nella posizione. Al centro Sì. si cattura sempre coi pedoni, mai coi cavalli. Al Ok, centro. ok. Perché? E ti spiego subito il perché. Poi in questo caso magari può avere un senso. No, credo che era meglio di pedone. Che dice il motore? Adesso glielo chiediamo. Fammi fare prima la spiegazione così Sì. faccio la figura pessima se dice cavallo. Allora, ehm, catturando di pedone vai a consolidare il centro Mm, e queste sono le caselle controllate dai mm, tuoi pedoni. Sono mm, mm, tantissime. E in più, in questo caso, liberi anche la strada a questo alfiere che nella tua situazione l'alfiere rimane chiuso, mm, mm, qui è solo una rottura di balle perché a fatica lo riesci a spingere tra poco. Quindi, mm, mm. ok, hai il tempo sull'alfiere, questo è vero, però credo che la cattura di pedone era meglio. In genere si cattura al centro coi pedoni. Vediamo se Ok. i principi anche a sto giro sono giusti. No, invece c'è cavallo di 4. Non ci posso credere. Guarda, ma- Ok, questa non va bene per qualcosa di specifico. Ok, alfiera 3. Ah, perché alfiera 3 perdi la donna, ecco perché. Alfiera 3 perdi la donna. Eh sì, alfiera 3 perdi eh, la donna. Ok, c'era sotto una tattica eh, particolare eh. perché la donna purtroppo non ha spazio. Ok, Ok, quindi io ovviamente non l'avevo ammetto che vista. non l'avevo vista. E invece così. E perché così? Ah, perché così? Scusa, Perché posso mangiare, perché se lui fa alfiera 3? Ok, qui ovviamente il motore sta vedendo cose disumane. ah, Cosa sta vedendo? Sta vedendo cavallo a 4. E se lui mangia la donna? Ah, ok, sì, alfiera 5, che stupidi. ah, ah, Alfiera certo. 5. Ma scusa, nell'altra situazione non c'era alfiera 5 uguale? Chiedo per un amico. Non c'era alfiera 5. C'era cavallo a 4. Donna B2. Sì, c'era anche di qui. C'era anche di qui, però qui lui alla fine Però lui ti mangia la torre lì. sì, mangia anche la torre. Mentre vediamo Mm. nell'altra posizione, questa così, lui mangia qui. Eh sì, alla fine te la mangia sì la torre, però, Però tu li mangi l'alfiere. Ah no, pure lui ti mangia l'alfiere. ok, vabbè, questi sono i misteri della fede del motore. Ritorniamo allora sul pianeta Terra. Se qualcuno degli amici che ci segue vuole commentare, chiedere perché secondo lui cavallo di 4 è migliore rispetto al pedone, gli siamo molto grati. Però prendi per buono questo principio che mi Ok, ha salvato in tante partite. allora sono anche scritto. Da quando l'ho imparato mi ha veramente svoltato il gioco. Allora, Ok. alfiere G6, il cavallo che torna indietro. Ok, questa piccolissima inchiodatura che rompe le scatole. Alfiere. Ok, qui arriva un po' di pressione. Tre attaccanti, uno, due, tre. Su quel Sì, infatti cavallo. qui pensavo di perderla perché ho detto, vabbè, sta Ok, mettendo un po' hai d'ansia. tolto, hai tolto. Ok, fammi vedere cosa è successo. Oh, Gli hai preso il cavallo. sì. Ti ha preso il cavallo Sì, e perché non insomma. volevo lasciare, Ok, va bene, va bene. avrei potuto prendere con il cavallo, però poi mi facevo un doppio attacco. Qui secondo me alla fine di tutto lui qui, ecco Mm, qui ti voglio far vedere una cosa, un altro principio, ne stiamo mettendo tanti sul tavolo. Allora,
qui il giocatore che ha iniziativa, secondo me, è il nero, perché è il nero che ti sta facendo Mm, pressione, è il nero che ti sì, sta inchiodando, quindi quello che sta dando fastidio si dice che è il giocatore che ha l'iniziativa, e qui è il nero. Il giocatore che ha l'iniziativa deve evitare i cambi di pezzi. ok, Viceversa, il giocatore che sta difendendo deve cercare di cambiare i pezzi. ok. Perché se tu cambi i pezzi, gli vai a togliere gli attaccanti essenzialmente. Quindi lui senza attaccanti non ti può far gol. Mhm, E lui dovrebbe evitare di scambiare i suoi attaccanti con i tuoi difensori, altrimenti lui finisce l'attacco. Guarda, dopo mhm, un paio di pezzi scambiati, guarda, tac, 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 la partita si è ribaltata. mm, Qui adesso, cioè, ti ritrovi tu ad avere l'iniziativa. Attendiamo, mm, accendiamo il mm, motore, qui la barra è a favore del bianco. mm, mm, Prima era mm, a mm. favore del nero, adesso E siamo in parità, in effetti, si è ribalta. certo. No, Mm. stai meglio tu, eh. Sì, 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 no, dico Ah, a sì, sì, di livello di pezzi, materiale. sì. Ok, Di ok, ok, materiale. ok. Sì, 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 sì. Ok, donna G5. I tuoi alfieri sono fortissimi. Sì. Donna G5, B4. Ok, qui giochi bene. Ok. Questa mi è piaciuta, questa mi è piaciuta. Che vai a attaccare la debolezza. Il pedone B6 è una debolezza. Pedone arretrato. Arretrato. Sì, Non sì. ho pensato ad Hai altro fatto da quando... bene, hai fatto bene. Quindi, pedone arretrato, lo attacco. Poi ci metto un attore sulla colonna e se possibile vado qui. Ora non è possibile, ma magari in futuro Mm, vado. Oppure se non è possibile faccio una manovra più lunga e lo attacco da dietro. Questi sono i piani di gioco. Trovi la debolezza, lo attacchi. Quindi mi piace, mi piace. Infatti lui difende e quindi tu mm, qui stai già meglio perché stai con un alfiere che vale meno di una torre, gli stai tenendo la sua torre a difesa di un punto. mm. Capito la Ok, differenza? ok, E sì. con un pezzo di minor valore stai tenendo un suo pezzo di maggior valore lì a fare il palo. Mhm. Quindi adesso tu hai una torre libera di agire, di entrare in settima traversa. Ok, qui voglio toglierti l'alfiere, vediamo se c'è un modo. Ok, qui eri concentrato su questa, però forse qui ti toglie l'alfiere, ti rompe le scatole, forse vale Ma in la realtà ho pena. pensato lì che se pure se lo mangiava avevo due risposte forti da fare. Sì, uscire no, con la Sia... regina che va qui, male Sì, non male non fa. sì, oppure anche liberarmi. Ah, però avrei isolato il Sì, pedone. sì, l'avresti isolato, sì. Ok, Ok, comunque continua il tuo attacco qui sopra, sì. comunque continua. Ok, lui torna in difesa, però lui c'ha troppe debolezze, adesso c'è anche il pedone isolato, quindi Mm. pedone arretrato, pedone Mi sa che è quello isolato. che attacco. Ah, qui giustamente c'era anche sotto Eh. l'alfiere, meglio l'alfiere. Bella, bellissima, bella questa partita, bravo, bella. Vediamo Beh, questa ha qui. fatto un po' di cavolate, però. Qui mi sa che questo va massacrato, eh? No? Non mi Ok, ricordo. vediamo. Eh. Così adesso vediamo anche qualche risposta col nero, qualche cosa col bianco. Tra l'altro ho dato un'occhiata anche all'inglese. Oh, qui è simile al problema che abbiamo fatto prima, Sì, eh? infatti. È questo, Però qua... questo. Ok. Bravo che non hai accettato questi trucchetti. Si sa mai come vanno a finire. Ok, alla fine hai accettato. Ok, qui ti ha fatto qualche pacco sicuro. Ok, questa ecco. la conosceva bene. Ok, ok. Questa Qui, infatti mi ha massacrato ok, con ok. Questa questo. si chiama? Questa si chiama quando tu gli fai muovere l'alfiere, gli vorresti far muovere l'alfiere, lui ti gioca H4, questa si chiama trappola della canna da pesca. Ah, Che l'idea è vedi. sempre quella che questo non si può catturare, Quale? perché Aspetta. Ah, questo qui non si ah. può catturare perché se tu lo catturi Gli libero la gli colonna. liberi la colonna e generalmente questo si deve andare via. Qui sei tutto compresso e bene o male lui con donna e torre ti viene a dare matto in qualche modo. Ok. Quindi è molto, molto sospetta come cosa. 9 volte su 10 questi sacrifici sono giusti, quindi non ci conviene trovare quella volta in cui è Sì. sbagliato.
Quindi facciamo finta che quell'alfiere, nonostante molto succoso, non lo Sì. prendiamo. Questa è la trappola della canna da pesca. Strano che, bravo, che lo conosceva già attorno ai 1000 punti. Probabilmente Ah, gioca molto blitz, queste trappoline qui. Però sì, ok, qui non bisognava fare nulla essenzialmente. ok. Infatti prima hai detto bravo che infatti E dopo, vabbè, ma non si subito può dopo, la essere mossa tutti. dopo, ci sono caduto. Ok, vediamoci quest'altra. Sempre col nero. Qua non mi ricordo che ho fatto. Ok, ok, Ecco, ho fatto, mi sa che l'ho ok. persa questa, no, non mi ricordo. Ok, qui c'è tanta pressione. Pedone isolato. Ah, però giustamente se prendevi così cadeva qui, forse era peggio. Ok. Ok, ok. Sistemiamo un attimo le aperture, ti va? Così Sì, abbiamo vai, qualcosa vai. di solido sulla quale... Ok, ho visto che col nero sì, ci vuole qualcosina. Allora, col bianco, magari lo vediamo bene la prossima volta. Mhm. Ehm, Va bene l'inglese. Aspetta che costruiamo la posizione. Mi piace quest'ordine qui che ho visto in quella partita. Mi piace quest'ordine qui di mosse. Mi Mhm. piace. Mi piace che aspetti a mettere i pedoni sul centro. E poi, se proprio li vuoi mettere, partirei prima con D3. Ok, E poi semmai è 4, però lasciati la possibilità di capire come va la partita, se devi ok. lanciare degli attacchi di pedoni di qui, oppure se devi consolidare in questo modo, che questo è un pedone arretrato, ma normalmente quando formi Mm, questo tridente anche il tuo mm, avversario ce l'ha e questo centro ok, è inattaccabile. Quindi nel momento ok. in cui la posizione centrale è chiusa, si gioca Mm, sulle ali, cioè l'unica cosa che si può fare è spingere i pedoni laterali. ok, ok. Ok? Quindi la giocherei in questo modo, arrocco, questo alfierino non lo porto più in fianchetto perché non va da nessuna parte, lo sviluppo magari un attimino così Mm, e cerco di giocare in stile posizionale come piace a te. Questa ok, la giocherei in questo modo l'inglese. Per quanto ok. riguarda invece la nostra, volevo mettere in realtà la posizione iniziale, adesso voglio capire come me ne esco da qui. Costruisci posizione. Io questa roba qua non l'ho mai fatta, non c'è successo, mai. Ok, ruota scacchi e ripristina posizione. Ecco qui. Allora, per quanto riguarda il nero, dicevamo che ci dobbiamo creare un repertorio Mm, contro E4 e un repertorio contro D4. sì, Una volta che tu sai come rispondere contro questa e contro questa, sei praticamente a posto. Ora, nella ok. nostra accademia di Mattoscacco, i nostri studenti hanno il capitolo 33-34, che sono la Bibbia, che ho detto ragazzi, studiate a memoria questi, così Ok. sapete esattamente come giocare. Però voglio consigliarti una difesa col nero che gioco tantissimo nelle blitz, ma che Mm, fino ai 1700-1800 punti non la conosce praticamente nessuno. Talmente ok. è scomoda, strana ed è sbagliata perché poi ad alti livelli ti massacrano tutti. Mm, Però è mm, talmente scomoda i giochi sul fatto che non la conoscono ed è importantissimo la mm. preparazione teorica dei tuoi avversari che alla fine ci sono di quelle trappoline che ti possono dare ma tanta di quella soddisfazione. Quindi stiamo ufficialmente per presentare la difesa agli Ekin. Aliekin è stato uno dei Ok. più grandi giocatori di sempre, anche se lui stesso non è che la giocava tanto perché si è reso conto che forse così forte questa difesa non era, però è chiaro che se noi accendiamo il motore moderno ti dice, oh, che stai facendo? Ok. Ma giochiamo tre esseri umani e tre esseri umani poi c'è la componente psicologica, c'è la componente oddio non conosco le strutture pedonali di questa posizione, cioè sono Mhm, tutte cose ok. che sono importanti, quindi l'ho giocata anch'io in tornei e si possono ottenere buoni risultati. E Ok, 4 quindi questa è una difesa che fai contro la spinta di re. contro la spinta di re, partiamo contro la Ok, spinta di re, cavallo F6, ok. si attacca subito questo pedone. Mhm, Qui ti dico che se giocherai anche qualche partita veloce, tanti mhm, sono così convinti che tu risponderai con E5 mm. o che risponderai con C5 che giocano alla seconda mossa, ops, che cosa ho combinato? Che giocano alla seconda mossa
cavallo F3 di default. E tante Oh. volte mi capita che su questa, anziché difendere questo pedone, ti giocano questa Mettono. e qui c'è il pedone gratis. Ok, Perché non se l'aspettano. ok, Quindi già ti può capitare un pedone gratis e male non fa. ok. Ok, abbiamo un problema con questa posizione, andiamo semplicemente in analisi perché sennò... Ok, bene. Quindi E4, cavallo F6. Ok. Qui ci sono semplicemente due risposte, poi ce ne sono 40.000, però iniziamo Mm. sulla superficie. Due risposte sensate. E5 che è la risposta migliore. Sì, infatti E è quello che farei. la fai, sì, un po' di intuito ci può arrivare, ma soprattutto se conosci un po' di teoria. Oppure Mm. chi non conosce questa difesa spesso gioca a cavallo C3 per difendere questo. Mm. Ok? Queste sono le uniche due. Ok. Iniziamo a vedere cosa succede su questa. Mm. Su questa il cavallo inizia a ballare in giro per la scacchiera e qui andiamo contro ai principi generali dell'apertura che dicono non muovere lo Mm. stesso pezzo Certo. dell'apertura più volte e qui l'abbiamo appena mosso, adesso lo dobbiamo rimuovere e Mm. si muove in D5. Ok, Anche perché qui ce lo mangia la regina, qui ce lo mangia la regina e certo. qui lo perdiamo. Unica e a fianco al Ok. pedone. E qui, 99% dei casi, il nostro avversario continuerà a consolidare il centro. Mhm. Comunque, prima di consolidare il centro, e queste mosse sono intercambiabili, ci rompe le scatole ancora al cavallo, che Mm. dobbiamo muovere un'altra volta. E l'unica casa per non fare una brutta fine è tornare da queste zone. E Mhm. poi consolida il centro. E il bianco si trova con un centro formidabile. Ok. La Liekin, come le difese moderne, è considerata una difesa ipermoderna dove la teoria degli scacchi classica dice metti il pedone sul centro, controlla il centro, non permettere al tuo avversario che prenda il Mm. centro, qui il centro gliel'abbiamo lasciato completamente. Mm. Perché gli scacchi ipermoderni dicono non è vero che bisogna per forza mettere un pedone sul centro per controllare il centro. Noi il centro lo possiamo controllare anche da lontano. Mm. Quindi il cavallo, se vogliamo, controlla il centro un pochettino da lontano e presto andremo a fianchettare anche l'alfiere Camposcura che controllerà il centro da lontano. Ok. E quindi Questo lui per... si è aperto la Sì, posizione bravo. centrale. Questa è una di quelle varianti a molla Mm. dove il Mm. bianco si è aperto tanto, ma si è aperto così tanto che a noi ci basterà una semplice mossa come pedone di 6 che inizieremo a attaccare il Perfetto. suo centro. Cioè, se è Certo. andato così tanto avanti, con Mm. una semplice mossa di 6 Sì. iniziamo a mettere in discussione il suo Si è centro. sbilanciato, Sì, diciamo. sì. Mm. Quindi diciamo che bene o male questi tre pedoni te li ritroverai sempre. O E se lui finisce la catena pedonale con il pedone B, cioè ricostituisce una catena pedonale con la B, così? sì. Sì. Cioè questo non diventa fortissimo o è comunque troppo aperto? No, 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 in realtà, in realtà è anticipato che poi la spinta del pedone B è il sistema anti-Aliekin per eccellenza, la mossa più forte che Mm. c'è, non subito, non nell'immediato, ma si fa. Ok. Però in realtà questo pedone C4 non è debole perché comunque questa è Mm. ancora tutta un'isola pedonale perché non ci sono Mm. colonne dove non ci sono pedoni bianchi. Ok. Questa è Mhm. tutta Mhm. un'isola pedonale e problemi non ci sono. Questo pedone non è debole anche perché come dici tu prima o poi può essere sorretto. Mm. Quindi debolezze non ne ha il bianco qui. Ok, arrivati a sto punto, sto cavallo che è andato qua, poi sto cavallo è andato qua, poi sto cavallo è andato qua, adesso tocca a noi e come ti dicevo di 6. Mm. Ovvio che qui il bianco deve prendere precauzioni perché altrimenti catturiamo, cambiamo le donne e perde l'arrocco. Certo. Cosa faresti da bianco a questo punto, sapendo che c'è questo che Mm. traballa? Ma metterei il cavallo, quel cavallo lì, sì. Tanti fanno così. Tanti fanno così, si può fare tranquillamente. Oppure, oppure l'alfiere. Ok, Sì, comunque difenderei quel pedone lì con un ok, altro e poi magari mangerei però di pedone, però lascerei una... ok, tipo una roba del genere. No, mangerei col pedone. Ah, ok, però attenzione che se Ah metti no, col però sì, mi pedone... ruba, sì, Sì, mi sì, mangia Sì, 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 allora sì, mangerei con l'alfiere. con l'alfiere Mm. questo ti dà, diciamo, il Mm. là per portare fuori il cavallo, attaccare due volte il pedone, l'alfiere e secondo Mm. me iniziano ad esserci cose interessanti come puoi vedere.
Mm. Può andare col cavallo anche come dicevi tu per difendere questo, può andare col cavallo, ma magari prima di catturare glielo inchiodiamo, Certo. per Ovvio. esempio. Mm. Oppure quella più forte, però qui la devi proprio conoscere perché magari non è la prima che ti viene in mente, infatti a te non è venuta in Col mente. pedone. Bravo. Mm. Mm. Questa è la variante dei quattro pedoni, considerata una delle più aggressive e più forti, perché se io ti catturo, tu mi Mm. metti esattamente la stessa posizione che c'è prima. Mhm. Ok? Però poi c'è il Quindi re che praticamente sì, è scoperto, è vero, cioè, questa diagonale è scoperta, anche è vero che al momento non riusciamo a sfruttarla, e mm. qui, E qui alzerei il pedone e farei uscire la regina. bravo, attenzione che se lo fai subito, lui ti mette il Mm. cavallo qui e sono finiti i giochi. Ah, Per questo vero. qui c'è un bel trucchettino che ti consiglio di Mm. imparare e ti farà vincere tante partite. Io non sono pro trucchettini, però a questo giro qui ci vuole, Mm. che è pedone C5. Oh, scusa, questo è ancora qui. Pedone C5. Ti Ok. attacco nuovamente il centro. Come vedi, io ti ho fatto avanzare con questi Mm. pedoni e in 2 secondi ti attacco sempre il centro. Ok. Adesso poi la ripassiamo, non ti preoccupare. Però lì, Adesso scusami, passiamo. il pedone lo stai regalando praticamente. Ah no, perché sempre c'è il problema della regina che Allora, poi siamo gli fa sempre lì. saltarlo. Allora, questa è una struttura pedonale bella. Mm. Questa è orribile. Quindi Certo. intanto ti salta la regina e poi Mm. credo che su questa come minimo uno dei due me li riprendo. Credo, come minimo uno Ok. dei due me lo riprendo, no? Quindi Ok, io penso che certo. nessun pazzo ti si scombinerà in questo modo, perché è Ok. veramente brutto. In È veramente effetti. brutto da vedere. Mm. E anzi, vediamo che cosa dice il motore. Qui sicuramente il cambio delle donne. E poi no, cavallo a 4, non in D7. Cavallo a 4 attaccando qui. E Mm. lui non ha modi per difendere perché se gioca B4 che non considera, che succederà mai su questa? C'è cavallo C6. Ah, doppio attacco. Inizia a essere cioè, guarda Mm. la barra del nero. Mm. Incredibile. Ok, quindi non penso che te lo catturerà mai perché va a stare peggio. Quindi abbiamo scoperto che c'è cavallo a 4. Ma presumo che spinga. Io dice, ah, guarda che bel centro, cioè lo sto comprimendo totalmente. E in effetti fa paura da vedere questa cosa. Non È un posso mettere pochino, sì. questo, non posso fare niente. E Mm. invece, questo. Ma lui non è obbligato a catturare, lui può ancora avanzare. Mm. Pedone passato, pronto ad andare a promozione. Definizione di Mhm. pedone passato è un pedone che non ha più pedoni nemici ai Sì. lati né davanti a lui. Cioè, sembra devastante questa per lui, ma come ti dicevo è una variante a molla, perché ogni volta che tu che spingi mi crei buchi per mettere i Mm. pezzi che prima non ce li avevano, e qui c'è subito adesso. Ah, Siamo riusciti a certo. uscire con la donna H4 senza che lui abbia avuto il tempo di mettere il cavallo F3, Mm. e questo è scacco puro. E se giochi Certo. G3, penso che perdi una torre secca, con il Mm. classico trucchettino. E Certo. se sposti il re, secondo me è bruttissimo uguale, perché qui Sì, sì. come minimo c'hai scacco e ti prendi il pedone, come minimo. E Sì. se crolla questo, crolla anche questo, crollano Mm. tutti. Oppure subito scacco e ti prendi questo pedone. Mm. Cioè, qui secondo me è partita vinta. Più che prenderti questo, secondo me è importante togliere questi, altrimenti sono una Mm. rottura di scatola infinita. Ok. Proviamo a rivederla un Ebbene, attimo. sì. Allora, quindi Vediamo. dicevamo Aglieki con E4, cavallo F6. Sì. Le risposte sono due, per ora abbiamo visto solo quella in cui lui spinge, l'altra è cavallo C3. Questa qui la vediamo magari la prossima volta per non mettere troppa carne al fuoco. Questa qui se giochi E5 ti riporta poi alla solita, alla Ok. solita. Gira che ti rigira ti porta sempre quella. Mhm. Vediamo se lui spinge. Abbiamo detto che il cavallo va posizionato in A fianco al pedone. bene. Ora, sono due le mosse, o sorregge questo pedone o ti scaccia il cavallo. Ad ogni modo ti farà tutte e due prima o poi. Quindi se prima ti sorregge il pedone, non ha senso andare via col cavallo perché non è minacciato. Mhm.
giochiamo D6 per attaccare la sua catena pedonale. D6 la facciamo sempre, o prima o dopo la facciamo. E Ok, se lui invece prima ci scaccia il cavallo, prima lo facciamo andare di qua, poi quando consolida giochiamo D6. Cioè sono ok, mosse che prima o poi vanno fatte, anche lui prima o ok, poi farà D4, C4. ok. E a questo punto abbiamo visto che in realtà difese come l'alfiere in F4 a questo punto, o cavallo in F3, magari non sono così, anche se cavallo F3 esiste come difesa, è teorica, non è che Mhm. ci creano così tanti problemi. Su questa aggressiva variante di 4 pedoni noi avevamo cattura. Lui ovviamente cattura con questa perché sennò cambio di donne e perdeva il Certo. rocco. E a questo punto lo facciamo avanzare con C5. Mhm. Avanza. Sì, qua lo aspiri praticamente. Bravo, vedi? E6 avanza e con donna Mhm. E H4 qua la vinci. ok. Vinto la partita perché pian piano crolla tutto. Se fa G3 proprio finisce la partita Sì, subito. sì. Ma con qualsiasi altra mossa, anche su questa, il re Mm. che va qui, scacco, cade qui, cade, Mhm. cioè cade il centro letteralmente. Ok. Te gusta? Sì, vediamo se riesco a, insomma, speriamo che mi capitano i bianchi, va. Vediamo. Ok, allora adesso interrompo la condivisione e Ok. sono felice di vedere una tua partita live. Voglio sentire i tuoi ragionamenti. Speriamo di essere i neri, così magari Alla Jerry possiamo già Scotti, vai. applicarla. Puoi chiedere l'aiuto Ok. da casa ogni tanto. No, beh, scherzo. Io cercherò di essere più imparziale possibile, però ti darò degli stimoli di pensare ogni tanto. Ok, quindi per condividere, Discontinuo verde. sì, condivido lo schermo, quindi ti condivido questo. In teoria vedi la mia Lo scacchiera, vedo giusto? perfettamente. Ok, Ok, 15 allora minuti. facciamo una 15-10, ti va? Aggiudicato. Aspetta, giro aspetta, ok, così. Neri, neri. No, sono bianco. Ah, sono bianco. E invece Hai è visto? bianco. Ok, Ok, andiamo con la struttura che abbiamo detto delle allora, difese. quindi vai, vediamo che fa. Ok, Ok, quindi io cavallo vado esatto. tradizionale. Poi apriamo prima il fianchetto, completiamo il fianchetto e poi Sì. pensiamo poi solo dopo ai pedoni centrali. Mhm. Vediamo che fa. Ci metterà questo alfiere Sì, qui? probabile. Probabilmente sì. Ok, Ok, quindi io apro il fianchetto, sì. ci metto questo qui e poi l'idea è Benissimo, andare benissimo, qua. benissimo. Lui adesso secondo me verrà con questo Tutta cavallo, la vita. però ci sta pensando. Ok. Jolly Quindi John. ti faccio... Ok, continuiamo così non perdiamo Ok. tempo. Che dici? Ok. Arroccherà o proverà subito a farti il mega attaccone della vita? No, secondo me a Rocca. Jolly John lo vedo tranquillo. Veramente. Ecco, infatti è Ok, adesso arroccato. prima di tirare Ok, fuori i pedoni, ti consiglio, bravo, sì. tira fuori il cavallo. Quello che stavo Ti per... fa paura la spinta del pedone in E4? Questa? Sì. Ma non la fa. Non la fa meglio così. Meglio così. Guarda, io arroccherei, anche se ora che hai detto questo, o forse prima di arroccare magari metterei questo qua. Quindi ti fa che- paura quella spinta. Ma non lo so, ma mi hai fatto venire il dubbio. Perché dici dove lo Eh, metto poi il cavallo? questo cavallo, vabbè, lo potrei mettere, no, dove che lo metto? Mm. Beh, o qua, non è che ci stanno mille Da lato lo possibilità. escludo a priori. Eh, quindi qua lo E metteresti. lì poi Però qui appena mi sposta il cavallo poi è sotto è attacco della sospeso. donna. Esatto, esatto. Quindi... Però ti dico di non preoccuparti perché proprio in mm, questa variante dove non muoviamo i pedoni c'è una sorpresina. Quindi io spero che lui ti spinga il pedone perché voglio mostrarti la sorpresina. Arrocchiamo. ok, io arrocco, vabbè, in realtà arroccando poi si può andare a difendere qui al Ah, tra massimo, l'altro, sì, tra l'altro, sì, 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 se sì, sì. proprio, se proprio mi rompe le scatole.
ma noi Vediamo speriamo se che gli non viene lo voglia di faccia. dipingere. Allora, ma forse verrà qui, Può una essere? posizione forte. Che altro può fare? Beh, può fare tante cose, può venire qua, può... sì. Comunque muoverei io questo o questo adesso, se fossi in lui. Allora, le partite con Ah, l'affianchetto sono partite molto strategiche e difficili da giocare. allora, io farei questo adesso, perché hai Quello. detto di muovere prima quello della colonna D, Ok, quindi andiamo. Lui l'ha messo qui per evitare che io sì, esatto, esatto. ovviamente vada a rompere la Te l'avresti sua fatta come donna. mossa se lui non te la impediva? No, non credo subito. Ma prima o poi Non- l'avresti fatta? Sì, prima o poi penso di sì, oppure l'avrei... Sì, sì, forse sì. Ma Ok. perché, diciamo, avendo questo cavallo qui, è diciamo, una casella abbastanza forte questa. Quindi... Ah, per ora nessuno dei due ha debolezze, quindi si può solo giocare bene a scacchi. Beh, lui adesso che ha alzato questo qui, è Sì, vero che è una difesa, però si è creato qui una difesa in meno sì, rispetto a questo. Ecco, se avessi l'alfiere magari qui, non lo so, comunque attaccare il re. vero. Però diciamo che un pedone dell'arrocco, anche tu hai un pedone dell'arrocco mosso, quindi uno dell'arrocco Sì. mosso Mm, si può fare, due inizia a diventare un problema. ok, Wow. quindi lui ora mi sta... Allora, io di solito quando mi fanno questo genere di mosse qui, Mm. rispondo con Simmetrico. un simmetrico alzo e dico alto là. Ehm, Altrimenti un'altra cosa che potrei fare, ma credo che tu non sia d'accordo, è fare questo e comporre questa struttura qui. Mhm. Ehm, boh. Mm. Gioca tranquillo, non sentirti giudicato. Sì. Ehm, io faccio questo, dai. Ok. Anche se poi questo qua si crea un po' Occhio una che debolezza. gli hai dato un Oh, avamposto su B4. Cioè la casella su B4, Bologna 4, è una casella questo. che tu non controlli più coi pedoni. Quindi ci metti lì un Mm. cavallo, ci metti lì un alfiere Sì. e Mm. in teoria rimane lì a vita. Ok. In effetti questa non è difficile da raggiungere. Se ci sei, Eh, puoi provare a... Perché noi ricordiamoci sempre che è una partita a due, giochiamo contro un avversario. Ci sì. sei? Secondo te ha qualche senso? Allora, lui secondo me vuole alzare questo. Ok. Quindi lui vuole venire qua, però quindi io poi lo mangio. Lui mangia, io lo mangio, però mi sembra un po' strana Super come... controllata. Mi Ok. sembra un Forse c'è po' un'altra strana, idea più che di... altro che questa qua, questo vuole controllare questa casella qua, Ok. che è un po' del centro, oppure no, aspetta, perché la cosa è che lui adesso si è aperta questa qua, e quindi questa casella qua può essere raggiunta in questo modo abbastanza semplicemente. Senti, io alzerei questo qua Ok. perché cioè, questo alfiere ora mi sta un po' bloccato qui, non so bene dove metterlo. Mm. Boh. Cioè, questa cosa qua mi dà un po' fastidio perché Eh sì, ti questa attacca casella qui. qua è super controllata. Ok, non ti Mm. preoccupare, io dico sempre che Mm. una partita di scacchi è una maratona, no? Quindi le Ok. famose 20 mosse, credo che non saremo nemmeno alla decima, Mm. quindi vai tranquillo. Sì, Ah, siamo ecco qui, all'ottava. siamo all'ottava mossa, quindi Ok. Vabbè, io vado con questo. sì, siamo in piena apertura, ci sono ancora tutti i principi dell'apertura, è bene avere accortezza e pensare bene al nostro Sì, comunque la avversario. struttura qui non c'ha non è molto, molto bella questa cosa. Non sa di molto, ecco. Vediamo che
c'è la mia videocamera che ha appena rilevato un ladro fuori a casa mia. Vediamo se ci Ah, sarà in diretta in qualcosa. diretta ci sarà. Ok. Ma dove vivi? Scusami, in un posto con delle telecamere Nel alle che... Bronx. Ecco, lui sta perfettamente venendo a fare quello che voleva fare. Ma sai che Ok. io... Ma senti, se facessi una roba tipo così è tipo un suicidio? Qual è l'idea? È l'idea di non dargli questa casella così, però gliela do uguale perché lui ci Se la mette prendi per un forza. cavallo. E quindi... Ok, allora io non ho idee, È perché è un'idea tranne, molto difficile questa. mm, Eh, tranne questa idea qua, così mi permetto, diciamo, un avamposto, se lui me lo mangia, io lo difendo senza distruggere la struttura mhm. pedonale. E vorrei far uscire questo... Anzi, sai che ti dico? Forse qua, perché se lui poi viene qui, io poi posso fare qualcosa tipo così e attaccare questa cosa, però lui lo difende. Mm. Che gioco incredibile di scacchi. Ok, gioco Eh, semplice, solido come sei solito fare dei se tuoi aspetta che giochi. ora mi sciolgo come neve al sole, non ti Io preoccupare, provo solidissimo. questo gioco solido. È No, difficile, molto difficile da giocare. Dopo ovviamente l'analizziamo e vediamo cosa si poteva tutti gli fare, errori che cosa si abbiamo poteva fare, commesso. eccetera. Eh. Ecco, rispetto al principio che davi prima, nel senso se sei attaccante o se sei, com'è che hai detto? Difensore? No, che c'è uno che domina e uno Ah, che... l'iniziativa. Sì, hai messo un Sì, pollice ho tenuto il sollevato. pollice sotto l'ascella. Eccola là, vedi. Ci Ok. sta questa cosa qui, vabbè, ma è difeso, quindi non mi preoccuperei più di tanto. Ora gli Ok. attacco questo, dai, scambiamoci queste cose. Ecco, quello che stavo dicendo, chi ha l'iniziativa, ora mi sembra che sia lui, Sì, quindi sì. direi di scambiare qualche Sì. pezzo, Il così. premove lo usi? La Il? premove? Il premove che metti già la mossa così Credo che lo abbia attivato. abilitato. Sì, cioè, se tipo lui ora mi mangio questo, come Effetto primo potrei reperto. mettere questo Bravo. qua. Ah. Questo nel caso in cui a volte ti confonde più le idee che altro, però a volte quando sei in carenza di tempo, per togliere a tasto destro da qualche parte Sì, e la togli. Però a volte è utile, soprattutto quando sei a carenza di tempo, dici ok, se mangia quella subito, faccio sì, subito torre. Ok, ecco. infatti non l'ha Quindi lui, mangiato. lui ha deciso di non fare questa cosa. Quindi lui ora che cosa sta facendo? Mi sta attaccando questo, ma soprattutto mi sta attaccando questo. Mhm. Questo è difeso una volta, non credo che abbia facilità ad attaccarlo due volte, almeno che non si... No, no, perché questa è ben difesa questa casella. Questo mi sta dando un po' fastidio, quindi magari potrei alzare questo, lui se ne andrà di qua, comunque mi dà fastidio, ma io non farò questa. Eh, mm, 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 mm. Ok. Mm, bene. Mm, Secondo te Alfiere B4 che fa, cioè l'ultima mossa che ha fatto, mm. che senso ha? Dicevi, ok, ti Ma inchioda secondo sul me è lato. questo il senso che ha questa mossa. E il fatto che Eh, tu possa doppiare i pedoni non te ne frega? Chiedo, eh, domando. sì, in effetti questa potrebbe essere una cosa un Potrebbe po' essere un scomoda. senso, magari è sbagliato il suo senso, però Eh, magari dici Ma ok, guarda, posso sai cosa? doppia. Questa mossa qui mi risolve un problema. Mhm. E mi tolgo questa donna da qua. Ok. E così anche se lui se la volesse mangiarlo, io poi potrei Ok, andare quindi una mossa che fa molteplici così. cose. Ecco, le mosse che fanno molteplici cose, hai collegato le torri, ti sei tolto Mm. dall'inchiodatura e ti... Mm, mm. sono le mosse migliori che tu possa Ok. ricercare sulla scacchiera.
Ok. Ok, prima o poi mi ci gioco, guarda, mi ci gioco la casa in questa partita che se tu continui a Tanto se giocare... sta arrivando il ladro, quindi, che giochi la casa col Ma se ladro. la gioca lui, infatti, la mia casa. Che se continui a giocare così bene e solido, a un certo punto sbarellerà lui e noi approfitteremo. Ok, allora lui adesso si è spostato di qua. Ok. Sta Perché si è giocando bene? spostato qua? Ah? Sta giocando bene anche lui. Allora, lui si è spostato di qua. Perché si è spostato di qua? Probabilmente per difendere questo qua. Perché lui adesso vuole toglierlo in difensore, vuole venire qua. Vuole venire qua perché questo qui è difeso da questo più questo. Mentre io, però io sono più forte perché ho 1 e 2 e 3. E no, perché io ho, ecco, questo vuole fare lui. Questo vuole fare lui perché poi io gli dovrei togliere questo da qua. Però dove lo metto? Mm. Hai capito quello che se mi sto capendo da solo? Oppure... cioè, io penso che lui ha fatto questa Sì, mossa per fare questa ci mossa sta, ci qui. sta, ci sta che... Quindi lui vuole venire qua, io lo mangio, lui mi mangia, Mhm, io lo mangio, mhm, lui mi mangia e mhm, poi lì lo devo difendere con questo. Però se io poi difendo con questo, lui mi fa la torre. E mhm. questa cosa non è una cosa bella da fare. Ok, Quindi io potrei spostare la torre e la metterei qua, pure in faccia alla regina. È una cosa giusta? Non lo so, però la faccio. ok. Perché così lui, è vero che ora mi può attaccare, ma c'ho solo un attaccante su questo cavallo, non ce ne ho di più finora. E penso che non è facile averne un altro. Quindi ti aspetti che ora lui spinga il pedone centrale. Ma non lo so, o quello. Non vedo molte altre mosse che lui possa fare. Perché o muove quello o muove la regina. È un po' tutto chiuso qui, mi pare. Poi non lo so, tu sicuramente vedrai altre 10 mosse più No, no, intelligenti. sinceramente è una posizione talmente tranquilla e Mm. chiusa che grande idee. No, quella spinta lì onestamente se fossi il nero non la farei perché cioè, va veramente un po' a fare il tutto per tutto, no? E non mi sembra ancora il caso. Mm. Cercherei un'altra mossa e sarebbe interessante capire quale. Ma forse questa è quella che è un po' meno. Ecco, L'ha ho fatto, fatto questo. l'ha Allora, fatto. io di solito in questi casi mando sempre da qua a qua, cioè vado verso il centro. È giusto? Sì, Aspetta, dipende però. quale pedone vuoi tenerti. Ah, sentiamo. Così, così. Sbagliato. No. Ok. Ok. Lui ora però lo attacca 2 volte. Eh. Eh, mm. Ok, sì, No, buona perché si mangio. attaccava anche l'alfiere in E3. Ok, donna è già lì, immaginatela già lì perché è l'unica mossa che gli conviene Eh, fare. Ok. E ora io ho un doppio
attacco su questo cavallo qua. Quindi io o sposto questo cavallo tipo qua e gli faccio un attacco doppio, triplo a questo, a questo e a questo, che mi sembra la cosa migliore, però perdo una torre, ma lui non mi farà perdere la torre, Ok. perché non è pazzo. Però o la metto qua e poi non ci faccio un bel niente, o la metto qua, ma lui se la può facilmente pappare di qua, no, è qua il meglio, no? Sì, più Dai, sicuro, no? Sono d'accordo, senza usare. Ok, c'è l'attacco di scoperta. Deve togliere sicuramente la regina da quella diagonale. ecco, dove la mette? Boh, qua è impossibile Sul anticipare nero, dove la secondo me, mette. la va a mettere. La mette sul Sul nero? nero, Però anche sul bianco in E6. e 6, Ah, D7, no, in realtà deve andare a coprire quel pedone che dicevi tu, no? Quindi D7 deve andare. questo qua, quindi la metterà qui. Sì. La metterà qui. Eh sì, perché deve andare a coprire quel pedoncino, presumo, eh. Ah, ah, ah. Quindi immaginiamo che la donna è già lì, così ci portiamo avanti su qualche ragionamento. Lui è qua. Che cosa faccio? Io devo togliere questo qua perché ecco, Ok, bravo che ti no. sei ricordato. E quindi forse io lo metterei in una colonna. Oh, lo metterei qui, che tanto in campo e magari ci sa questo doppio attacco qua, Mm. no? Che dici? Sì. Ecco, adesso io dovrei cominciare a fare un po' un contrattacco qua. Questo mi piace, tipo mi piacerebbe tanto mettere un alfiere qua per attaccare questi due, no? Mm. Ecco, aspetta, però lui mi sta... cavoli. Ok, calma, calma. Io posso fare questo, per esempio. Ok, difeso, lo porto un po' più al centro, lo tolgo dalle retrovie e ecco qua. Ok, Allora lo posso inattaccabile anche col cavallo, no? Giusto? rendere un po' più solido, anzi, no, sì, più solido lì. Mm. Mm. Buona, questa mossa è stata molto buona. Io vorrei però mettere più pressione su questo, perché ora è difeso, ma è Mhm. attaccato. Però vorrei In portare due... realtà, da quando quell'infame ha tolto la torre da lì dietro, Ah, quello non è più un target, perché basta che un giorno lo spinge e tu magari accumuli tutti i pezzi su quel pedone, lo spinge e hai perso. ed è finito, ok. Però, no, però ha senso, comunque ha senso. Cioè, sempre meglio avere un piano Mm. che non averlo, quindi assolutamente ha senso quello che dici. E poi una cosa che mi piacerebbe fare è attaccare questi due qua così o così, cioè fare un attacco con un pezzo... Però sono tutti e due sul bianco, quindi sono questo. Mhm. Eh, ma come Qualche faccio a attacco doppio metterlo potresti qua? fare. Come faccio? Ah? Potresti fare qualche attacco doppio, qualcosa del genere. Allora, questo è difeso. Ecco Dio che fa Ok, questo. Donna Lee. Hai in mente qualcosa con Donna Lee? Eh, Che vuole fare questo? Mi stai attaccando la donna. Però aspetta che io mi metto qua, fa fastidio, no? Però lui mi vuole attaccare questo, ma no, è difeso. Che vuole fare? Che sta facendo? No, good. Non lo so che sta facendo. Ok. Quanto c'ho tempo? 6 minuti? Non c'ho tanto Sì, tempo. ci Cioè. siamo, ci siamo. E dopo vediamo che c'erano magari possibilità migliori. Sì? Ci siamo? Aspetta, ah sì, che cretino. C'avevo questa qua che attaccavo, mannaggia. Esatto, che lui aveva ritirato la donna in D7 per Sì, difendere, poi ha tolto la donna, quindi ricordarsi anche le cose che ci diciamo mentalmente durante una partita, certo. no? Aspetta che vediamo che... Ah no, però c'ho sta torre, madonna mia. Perché un'altra cosa sarebbe metterlo qui e attaccarli. Sì, Questa, ma... se lui torna ancora con la donna lì, Sì. cioè, Vediamo, dai, speriamo che non torna qua. secondo me torna lì.
Dici, Che si è reso conto anche lui. fatta una cavolata. Ok, comunque questi tuoi due alfieri sono No, forti. No, no, non la fa, vabbè, non me la mangio, scusa. Perché sta facendo sta cosa? Vabbè, non la mangio. ok, quindi in assenza di spiegazioni, ok, torre lì. Mangio pure questo, a sto punto, scusa. Sembra gratis o forse ci stiamo O superando a forse mi vicenda. Vediamo, sta, mi sta vediamo. a un piano micidiale. Un pianetto ce l'ha, eh. Vediamo se... Eh, Un pianetto ce l'ha. io metto questo qua e attacco, no, che fa questo? Così, così. Però lui adesso scenderà con questo, no? Mm. Ecco. Ah, vabbè, lui ho capito che vuole fare. Lui vuole venire qua e farmi questo. Ok, vediamo se c'è una difesa. Aspetta, come faccio a difendere questa cosa? Oddio. Aspetta, mi sa che questo no. Oddio. Che angoscia. Questo qua? No, perché sta sotto scacco. No, ma aspetta un attimo. Mm. Se io facessi tipo una cosa così, è Mhm. vero che lui si libera. Mi sembra un po' l'unica perché io così difendo questa linea qua. Ok. Questo difende questo, però questo attacca questo. Maledetti scacchi, guarda, no, terribili. Che livello c'ha questa ragazza? O questa ragazza? Questo sul nostro livello in circa, no? Era... 1100. Ah no, beh, cavoli, 1100. 1100 Ok. più. Vai, vediamo. Che no, lui adesso verrà qui. Sì, io penso che ti catturi, perché catturando si apre la colonna della torre, credo, eh. Lui apre così, lui Credo cattura sì, così. si apre un po' la torre, Quindi io magari... poi catturo così. No, infatti lui sta No, seguendo ha il suo fatto bene. piano. Ok. Lui forse sta attaccando questo perché è difeso da questo, però io non ti lascerei fare questa cosa, amico mio. Ok, Quindi io ti ho visto metto la questo tattica. qua e ti propongo un bello scambio di regine. Bravo, bravo che hai visto la tattica, non era facile da vedere, è stato molto bravo. Adesso tra l'altro propone anche il cambio delle donne, che è la cosa che stiamo cercando di fare avendo il pezzo in più. Noi abbiamo più 4 di materiale, quindi ora qualsiasi Mm? cambio va Eh, bene, va benissimo. Vai che dai, è difficile, è diventata difficile la partita, veramente molto difficile, però se giochiamo bene e non abbiamo pezzi sospesi, controlliamo i suoi punti di entrata, eccetera, questa ce la portiamo a casa. Mi fa piacere il tuo ottimismo con un ladro che ti sta entrando in casa. Ma infatti lui è sotto che sta facendo le cose. Giocate, giocate, Lui sta catturate. svaligiando casa. Vai, concentrati, siamo a metà dell'opera. La partita dura mediamente 40 mosse, siamo a 24 mosse. Oh, ma già sono stanco qua. Capito, è quello la fregatura. Quindi, cosa farà con la donna? Lui deve evitare il cambio perché è lui che ha l'iniziativa. La teoria Certo. dice evita il cambio. Quindi, dove la può mettere quella donna per evitare il cambio? Tipo nel frattempo, dove la vuoi mettere questa donna per evitare il cambio? Se ne deve andare, No, per quello evitare il secondo me cambio. vuole rimanere sulle case chiare perché ti sta attaccando Eh, sulle case chiare, quindi quindi lui sicuro. qua no, qui la potrebbe mettere, qui potrebbe Fare sulle metterla. case chiare.
e così mi attacca anche io, no? Sì, anche perché sulle scure non può. Mm, 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 mm. Quindi qui potrebbe tornare, Lì che o rompe qui potrebbe... abbastanza le balle, può essere. Qui è quella più, forse un po' più fastidiosa. Magari se se ne va qui io, honestly, io mi mangio questo. Ah no, però no, perché poi lui lo difenderebbe con due, con uno e due. Mm, mm. A me pure piacerebbe mettere questo qua, ma darti fastidio con sta torre. Beh, intanto togli anche un pezzo che è sospeso, no? L'alfiere è Sì, sospeso, sì. quindi sicuramente sbagliata non può essere. Vediamo se c'è anche dell'altro. Comunque lui adesso c'ha meno tempo di C'è me. meno tempo di te. Oh, finito di fare il gradasso. Chissà se sta registrando anche lui una Esatto, puntata con qualcuno. con qualcuno. Eh, e sta lì che pensa chissà quante volte, che cosa sto pensando. Adesso non sto pensando a niente. No, comunque lui secondo me sai che potrebbe fare che è un po' fastidioso mettermi questo qua Mm. e mi attacca questo qua, però io anzi poi anzi no, magari lo Ok, facesse. ok. Infatti sta pensando proprio dove metterla. Sta Eh. pensando proprio dove metterla. Secondo me G4 vince alla fine perché G4, dici quella che la mette qui, più S. dove Mm. ronza attorno al tuo re, che poi non fa niente, però ronza attorno al tuo re. Oh, mettiamo che questa la mette qui. Io che faccio? Beh, io faccio questa e gli attacco la torre. E la sua torre dove va? La sua torre dove va? La sua torre... Ah, Wow, ti ha stupito. mi ha stupito. Mi ha stupito. Ragionala, Ehm, ah? ragionala. Allora, questo l'ha indifeso questo pezzo. Quindi io semplicemente mi difendo. Lui se... Ma aspetta, se io adesso me la mangio questa regina, lui viene qua. Quindi lui mi si scopre e mi vuole mangiare questo qua. Io semplicemente mi metto qua dietro. Poi lui scenderà ancora di più. Giusto, no? Io lo mangio. Lui mi mangia e io scendo. Però gli libero una colonna un po' bastarda. Lui potrebbe venire qui Sì, seconda traversa, settima. in seconda traversa e darmi fastidio perché poi viene qui che è difeso da questo qua. Oppure io che faccio? Se io gli mangio questo, lui mi mangia questo, io gli mangio questo Ed è e lui gratis. non mi mangia più niente. Oppure no, oppure io gli mangio questo e lui mi mangia questo e Anche, quindi se ne va. anche, anche. Però io non c'ho più il difensore di questo e lui c'ha due attaccanti, ah no, ce n'ho uno e due anche io. Ma io me lo mangio. E vai. Ok, io con quel vantaggio in materiale avrei cambiato le donne. Avrei cambiato le donne senza pensarci. Ah. Perché gli toglievi molto attacco. Adesso comunque è sempre lì che ci rompe le scatole in qualche Mm-mm. modo. Io però te le rompo pure io, scatola. Ok. Anzi, un'altra cosa che potevo fare questo, però è vero che ha attaccato due volte, però gli interrompevo. No, vabbè, una cavolata. No, no, va che ha senso, questa cosa che ha detto. Interrompi la comunicazione tra donna e Mm. uomo. Ha senso. Sì, Guarda, altrimenti se non ci fosse questo, ovviamente farei questa, è chiaro, chiaro. che mi piacerebbe tanto. Però c'è questo e non so come toglierlo. Purtroppo quel buchino lì. Ce l'eravamo creati Sì. proprio. Ecco, ora lui se n'è sceso. Mm. Se facessi questa cosa qui è tipo suicida, no? Perché lui poi gli libero questo, lui viene qua, io me lo mangio, poi lui viene qua e io me lo rimangio, no?
Chi se ne importa che me lo mangio? È una cavolata? Non mi puoi suggerire? Eh, facciamo così, ti do fastidio a questa torre, che dici? Aspetta. Eh, mm, mm, mm. Boh, facciamo questa cosa, mi sa che è una cazzata, però proviamo. Sì, avrei dovuto mangiare quella regina. Adesso mi sta mettendo un po' di pressione, cioè, questi qua mi fanno molta paura. Ah, ok. Se io voglio mangiarmi questo, maledetto. Se io mangio questo, lui si mangia questo, io gli faccio questo. No, sì, perché è un doppio attacco. Che dici? Sacrifico questo alfiere? Provo a calcolarlo, se vedi che funziona. Io faccio questo, lui sicuro mi difende con questo, io gli faccio questo e mi mangio uno l'altro. E se ti fa alfiere C5 e non ti mangia E mi fa alfiere C5 che me lo mette qui e mi fotte proprio tutto alla grandi. calcolare sempre tu, non quella che vorresti tu, tutto. Era interessante, però non è detto che vada così. Eh, vabbè, se mi mette questo qua, io gli metto questo. Oh, toh, hai visto? Madonna. Hai visto che non l'ha fatta, che culo. Allora, Adesso devi punirlo in tutti i modi possibili. Guarda bene, non ti dico niente, non ti dico niente, guarda bene. aspetta, guardo bene. Aspetta, che non c'ho il tempo. Aspetta, calma. Eh, dici che il cavallo non è la migliore. No, no, non volevo influenzarti. Però è vero che lui non ha mosso il cavallo suo, il suo, quindi io mi prendo lui. Gratis. È Sì, gratis, sto sembrerebbe gratis. qua. Poi adesso perderemo la partita, ma Ah, occhio, occhio. Occhi aperti. Ok, quindi approfittare degli errori dell'avversario. sì. Punto fondamentale. Chiaro che poi quando uno ha gli occhi stanchi non vede più nulla. Senti, io sta torre qua me la piglio perché me la sta regalando, che non me la dovrei prendere. No? Ok, si sta sbarellando, così come abbiamo sbarellato noi, è stanco anche lui alla 30esima mossa, quindi ci sta. Abbiamo attualmente un più 10 di materiale Mm. e un minuto. Piccola, piccola. Sì. Piccolo dettaglio da non Gioca semplice. dimenticare. Con un minuto devi giocare semplice. Ok, Con io, più 10 ancora di più. io gli metterei questa Sì, difesa qua. gioca semplice. È lui che deve dimostrare che deve rimanere in vita. Capito? Ok, tanto la perdo al tempo questa, lo so, me lo Sì, sento. fai le mosse semplici, pezzi Ah, tutti difesi tra di loro, niente pezzi sospesi. Quel cavalluccio, se riusciamo, mettiamo a metterlo supportato da un pedone, così anche lui ha più problemi. magari qua che mi minaccia Bravissimo, questo. lì è difeso, l'alfiere è difeso, le torri che comunicano, la regina che è Sì, difesa del re, tutto è ok. difeso. Tu dovresti fare il mio psicologo, non il mio. Cioè, quando sono agitato, Ma ti questo chiamo. è un gioco tremendo, un gioco perché la messa lì c'è qualche ragione strana? Ah, ma probabilmente vuole aumentare la pressione su questo. Ma io lo metterei, ma senti, sai cosa? So che avevi voglia di metterlo lì, però lì è sospeso. Lo so, però lì difendo questo.
No, dico il cavallo è sospeso. Lo so, però sto difendendo quello che lui mi sta attaccando. E Ma è lì... difeso dal pedone, eh? L'alfiere è difeso dal pedone. Quindi... però ce ne sono due. Ah, dici tu, Ah, che cazzo ho fatto? No! Ah, era un pre-move. Pre-move Puttana. per sbaglio. Ok, dicevo... Ah, ottimo, 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 Vabbè. ottimo. Ma no, so, lo mangio con la cavallo? Quello che Ma sì. vuoi. Ma, Dicevo, sì, sì, è vero che avevi due attaccanti, ma dipende anche dalla qualità, no? Degli attaccanti. Ok, vabbè. ne parliamo dopo. Gioca, gioca, ne Sì. parliamo dopo. Ok. Eh, Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. vabbè, senti, io dovrei andare con... no, stiamo sui neri. Ok. Io devo andare a attaccare questo qua. Gioca semplice, più 10. Più 10 potevi mettere anche la torre dove dicevi tu, che se ti dava l'alfiere gli toglievi un pezzo che rompeva le balle, col più 10. Mm, ok. Ok. Buono, buono. Io vorrei fare qualche cambio in realtà, se no... Ma non te lo farà mai fare, secondo me. Però è lecito provarci, eh. no. Buona, buona. Vedete, pedone passato va sempre spinto, altra regola. Quando tu c'è un pedone libero va sempre spinto. E beh, se è sostenuto ancora meglio. Quindi adesso lui è lì a bada di quei tuoi due pedoni e c'hai il campo libero per fare quello che vuoi. Torre in settima, bravissimo. Quindi l'alfiere sospeso lo deve spostare. Qui. Ottimo, ottimo cambio. Premove, qui è obbligato a cambiare, no? Ottimo. E beh, dovrebbe anche abbandonare a questo punto. Invece se non è uno di questi tre qua. John. Oh, madonna. Johnny, Johnny, che hai combinato? Amico John. Però ha giocato molto bene, devo dire che ha Eh, giocato molto, Madonna, che molto... angoscia, man. Ho perso di Ok, ok, ok. Che Allora, gioco ti fantastico chiedo di il scacchi. controllo. Allora, rivediamoci questa fantastica partita. Ripeto, il tuo avversario ha giocato molto, molto, molto bene. Allora, inglese. Qui, ottimo. Allora, voglio farti vedere questa idea che qui iniziavo a dirti, hai paura di questa, no? Sì, E in effetti sembra far paura. Però dopo l'arrocco dicevi che mal che vada abbiamo questa casa di ritirata. sì. Voglio mostrarti, e questo è il punto forte dell'inglese, che grazie a questo forte controllo su D5 e quando toglieremo il cavallo il controllo sarà ancora più forte grazie anche Mm, all'alfiere, questa mossa in realtà, dopo che noi toglieremo il cavallo, metterà subito tre attaccanti sul pedone. ok. Lui attualmente ne ha uno solo, anche se ne mette un secondo, quel pedone Mm, cade matematicamente. Quindi questa ok. può essere anche una trappola, il fatto di non muovere i pedoni centrali, perché c'è questa trappola. Scopre il Ok. cavallo e si ritrova con tre attaccanti improvvisi. Quindi va bene. Qui giochi di tre. Allora, voglio farti vedere anche un altro setup che secondo me ha ancora più senso quando c'è l'alfiere in C5. Allora, Mm, allora, fammi fare due cose. Hai mai sentito parlare della difesa siciliana? sì, ne ho Ok. sentito parlare, ma non... Allora, nell'italiana il bianco ha questo setup, giusto? sì, sì. E molti che sono così affezionati all'italiana, quando il nero gioca la siciliana, che invece è così, Mm, continuano a giocare col bianco il setup in stile italiana. Ma ok. la siciliana non è la partita italiana. Quindi Mm, qui il nero ha subito un modo immediato, non per vincere, ma per punire questo sviluppo scellerato del bianco che è E6. Con E6 non solo mm,
il nero si è messo al sicuro da ogni attacco, ma è pronto quanto prima a giocare D5 e dopo una serie di cambi ci avrà il centro fortissimo, il bianco non avrà più il pedone sul centro e guadagnerà anche il tempo sull'alfiere avversario che se ne deve andare via. Per esempio a Rocco, subito D5, cattura, il nero al centro, il bianco non ha più il centro e deve andare via con l'alfiere, presumibilmente qua. Qui sta bene il nero. Quindi abbiamo scoperto che questa uscita in C4 funziona quando il nero non può più mettere 6 perché è andato fino qui. Allora sì che funziona questa uscita classica, perché non ti può mettere un pedone qui a parare, non può più. Ma nella siciliana e nell'inglese, qui che ritorno alla inglese, non avendo ancora mosso il pedone E, questo all'occorrenza può essere mosso così e così, per forza con questo setup, sia con l'uno che con l'altro. E quando ti mettono l'alfiere in C5, questo ti chiama questo setup. Quindi l'alfiere C5 mi vuoi rompere le scatole qui, io ti faccio il setup con E3. Quindi su questa qui chiama questo setup con il cavallo che va in E2, l'alfiere che andrà sempre in fianchetto e D4. Ma questo è quello che ha giocato lui prima? No, perché noi abbiamo messo il cavallo in F3 e poi abbiamo fatto il setup. No, ma lui dico si era messo così lui? Sì, con l'alfiere lì, ok. Sì, all'incirca più o meno così. Sì, con l'alfiere C5, sì, lui ha fatto così. Ok. E quindi qui, ovviamente, G3 al Rocco così e poi puoi giocare D4. Ok. E D4 vedi che inizia a avere magari lui qualche problema, no? Sì. Ok. Quindi è bene non muovere il pedone E perché all'occorrenza puoi decidere come giocarlo. Ok, torniamo alla nostra partita che abbiamo deciso invece questo setup. E qui abbiamo... deciso è una parola grossa. Diciamo. D3 va bene. Ok, qui 4 e qui giustamente forse avevi paura di ulteriori avanzate, ma qui con questa abbiamo fatto il suo gioco regalandogli questo buco. Noi non abbiamo il buco alla nostra prospettiva, perché lui un giorno può giocare C6 e ci butta via il pezzo. Noi non abbiamo un pedoncino che possiamo muovere qui e infatti quell'alfiere è diventata la nostra spada di Damocle. Quindi occhio quando vedi che gli regali un buco, anche se ti sembra che non serve nulla, piuttosto a 3. Oppure B3 anche come dicevi tu, che è solida, non è nulla di che, ma questa... Allora, se anche tu dall'altra parte avevi un buco a testa va bene, ma questo lui ci può minacciare, cioè se qui ci mettiamo un cavallo ce lo minaccia, buonanotte. Ok. Prima imprecisione ma veramente minuscola. Insomma, è stata, penso è stato uno dei problemi maggiori della partita. Altra cosa, Torre 1 è una mossa come Torre 8, una di quelle mosse che si fa quasi sempre. Occhio che però quando è che non si fa Torre 1? Quando c'è pressione su F2. In questo caso c'è pressione su F2, la torre non si toglie da lì. Perché? Perché lui in qualsiasi momento ci gioca questa. E quindi se ora noi abbiamo giocato questa e lui ci fa questa, tu devi perdere un tempo probabilmente a ritornare qui. Se non puoi fare così suicidi, doppiature di pedoni. Devi ritornare qui ed è una perdita di tempo. Quindi ricordati, quando vedi che c'è pressione su F2, alla fine la torre è pur sempre un difensore del re nella roba. Quindi non l'allontanarla dal re quando vedi che c'è pressione. Ok. Quindi altra piccola imprecisione. Ok, qui alla fine lui qui ha giocato bene, qui giustamente in attesa di sapere cosa fare. Secondo me un H3 che ce l'avevi in mente, mi ricordo che ce l'avevi in mente, si poteva anche giocare. Sì, perché poi mi sono detto se faccio questo lui poi si va a rifugiare sulla colonna H, non ho risolto il mio problema. Non mai scomodato. Voglio farti una domanda, scusami se torno indietro, anche scusa chi ci segue, perché sono tutte cose che avevo in mente di dirti durante la partita che non ti ho detto perché ovviamente stavano giocando a tempo. Ok, qui ti dicevo, se lui non avesse giocato H6 ci saresti andato con l'alfiere in G5? Proviamo a simulare la posizione, scusa, facciamo che lui gioca così, tu giochi così e lui gioca, che ne so, così. Ci saresti andato?
prima o poi. Sì, probabilmente sì. Ok, allora, questa inchiodatura che è fortissima e ci rompe sempre le scatole è inefficace quando noi abbiamo la struttura del fianchetto. Perché? Ok, vabbè. Se io metto qui, Sì. su questa, non c'è più questa Ah, risalita, abbiamo certo, il pezzo. certo. Devo tornare indietro, perdo un Devi tempo. tornare indietro, perdita di tempo. Ok, Ok, quindi se lo metti qui è perché lo vuoi cambiare sul cavallo. Allora ti dico sì. Ok, ho ok. deciso di dare l'alfiere sul cavallo, quindi qualsiasi cosa va. Però se Ma l'idea è di rovinargli la struttura di pedone, qui non la fai perché perdi proprio l'alfiere. Però lui comunque sì, qua perdere l'alfiere. Sì, lui si scompone dal rocco, tutto quello che vuoi, Mm, però questa è buona per lui. Ok, quindi occhio che quando c'è la struttura del fianchetto, queste inchiodature non funzionano. Idem ok. se te la fa lui a colori contrari, con lui col fianchetto. Va bene, scusa, ritorniamo dove eravamo. Vado avanti veloce. Ok, qui va tutto bene. Comunque lui era più conservativo di me. Sì, no, ma lui devo dire che se l'è giocata bene. Qui gioca così, qui gioca così. Qui catturiamo e qui ci siamo ritrovati con il pedone isolato. Isolato e arretrato perché facciamo fatica a spingerlo, isolato perché non ha pedoni amici sulle colonne adiacenti, mentre la sua struttura pedonale è un pochettino migliore, quindi attualmente noi abbiamo una debolezza che è questa, quindi lui avrebbe potuto giocare alfiere F5, attaccando la debolezza, e mettendoci dietro le torri. Questo sarebbe stato il suo piano di gioco, che visto che non ha fatto però, quindi ci ha dato il tempo a noi di riprenderci. Cavallo di 2, quindi attacco di questo tipo, donna di 7, ovviamente abbiamo la torre sotto, spostiamo la torre, ci attacca la donna e ci portiamo davanti il cavallo, che ovviamente non può essere scacciato perché abbiamo il pedone. Donna F5, qui forse inizia a attaccare la debolezza, ma qui c'era questa, oppure subito anche questa qui che poi siamo riusciti a fare dopo. E qui il nostro amico furbetto voleva, già da qui l'ha pensato, perché lui ti voleva rimuovere l'alfiere da questa diagonale, perché noi siamo deboli sulle carte chiare, perché ovviamente il fianchetto purtroppo è sempre una debolezza se non c'è l'alfiere che controlla, e qui infatti senza il controllore delle case bianche lui se le prende. Secondo me se l'è giocata male, perché poteva avere forse un modo per arrivare. Vediamo se giocava prima donna qui. Se giocava prima donna qui, poi donna qui, forse matto inevitabile. Forse sì. Forse è inevitabile. No, lui invece ha voluto visto che è stato prudente, è andato prima con l'alfiere. È andato prima con l'alfiere, ma ti ha permesso. Tu hai giocato F4, che è una buona difesa. Io, ancora più conservativo, avrei giocato donna di 1. Ah, tu l'avresti scambiate così. Sì. Non ci ho proprio pensato a questo. Abbiamo il pezzo in più, quindi. Anche perché ho bisogno di controllare le case bianche. Questa donna controlla un po' le case bianche, visto che lui sta giocando. Lui vuole darmi il matto sul bianco. Qui c'è poco da. Ok, torniamo indietro. F4. F4 lascia questo alfiere sospeso, quindi per questo non l'avrei presa in considerazione. Lui torna qui sotto. Qui riesci a cambiare. Qui avrei cambiato le donne. Sì, tu avresti cambiato. È vero che nei tuoi calcoli questa faceva paura perché avevi pensato di ritirare l'alfiere, ma forse questa bloccava. Sì. Ok. Ma scusami, non sarebbe andato. Se lui mangiava. No, sì, l'avrei mangiato io, ok. Ok, comunque qui ha avuto la donna in gioco e quindi ti ha creato ancora qualche problema. Ok, ecco qui. Questa mossa mi piace perché togli l'alfiere da una posizione sospesa, lo tieni tenuto da un pedone e guadagni il tempo sulla torre, e questa va bene. Quella che fai dopo, questa mi piace meno. Allora, questi sono Perché è sospeso. definiti gli attacchi in uno, cioè tu fai un attacco, lui toglie la torre e siete al punto di prima. Se facevi questa mossa per migliorare la posizione dell'alfiere, ti dico ok. Questa forse è comunque una posizione migliore, perché adesso qui lui ti minacciava di catturarti il cavallo, che era il difensore dell'alfiere, e poi di catturarti qui. Quindi in effetti togliendo questo alfiere
l'abbiamo migliorato. Però comunque sempre una minaccina, ok. E a questo punto, ok, gli abbiamo permesso questa che non ha visto. Questa sarebbe stata Sì, difficile, questa sarebbe stata micidiale. perché anche se tornavi col cavallo, comunque c'era sempre questo. Sì. Questa sarebbe stata devastante. Non l'ha vista per Occhio fortuna. sempre, occhio che sempre. Questa non è detto che lui... Perché tu hai detto per forza fa quella. Sì. Non ho visto per niente quell'altra. Esatto. Tutte vanno sempre considerate. Ok, qui ovviamente iniziamo a prenderci tutto, qui è già finita la partita, c'è poco da dire. A un certo punto ho fatto un errore di... era questo, mi sa che ho Ecco, qui, sbagliato a anche qui. cliccare. Qui avevi visto che c'erano due attaccanti su questo alfiere che è difeso solo una volta. Mm. È vero che sei un 2 contro 1, ma è anche vero che bisogna vedere la qualità degli attaccanti. Ovvio che lui non ti darebbe mai la regina, no? Ok, certo, Quindi, sì, sì. quindi il pezzo tenuto da un pedone, possono esserci 40 attaccanti sopra, ma un pezzo tenuto da un pedone è tenuto dal Sì. pedone. Per questo è così forte un pezzo tenuto dal pedone. Nel Mm. momento in cui giochi cavallo di 6, è vero prendi il tempo sulla donna, ma questo è sospeso. Quindi che ne Mm. so, già se lui ti gioca così ti stai riattaccando ancora il cavallo e lo devi togliere. Invece Mm. qui bisogna un pochettino perdere il vizio di rincorrere la donna a tutti i costi è tenuto da Mm. un pedone, pezzi tenuti, Sì. non pezzi Pezzi in di giro per la nuovo. scacchiera, perché poi pezzi in giro per la scacchiera fanno una brutta fine. Vediamo un pochettino cavallo di 6. Ok, comunque qui è già ultra finita la partita e sei stato bravo anche a chiuderla. Quindi, ricapitolando le imprecisioni che sono state poche, per me è stata una bella partita comunque. Qui avrei forse giocato la struttura con E3 di 4 vedendo questo alfiere così, quindi questa è la prima cosa, ma Ok. non lo sapevi, quindi l'abbiamo scoperto oggi. Occhio che qui gli hai regalato questa casa. Ok, sì, ecco. Occhio a togliere la torre quando c'è pressione su F2, una piccola regolina. Boh, per il resto Aspetta, puoi ripetere questa cosa? Occhio a? a togliere la torre difensore del re quando c'è Ah, sì, ok, ok, pressione. sì, sì, sì. Quando c'è la pressione. Sì. No, io spero che non ti farò ripetere queste cose No, 500.000 ma volte. devo ripetere perché le devi sentire più volte. Vabbè, tu sei insegnante, lo sai meglio di me. Sì, sì. Però magari... Magari bastasse dirlo una volta, no? Eh, eccoci. Ok, quindi allora secondo me l'inglese rimane comunque un'apertura complessa per questo livello in cui siamo adesso. Infatti vedi che spesso le idee scarseggiano, ma non scarseggiano perché tu non le hai, ma perché in effetti la posizione è scarsa Mm, di possibilità e quindi devi veramente vedere le piccolezze, le raffinatezze mm. che magari sono difficili da vedere. Io direi proviamo a tenerla ancora un pochettino, però poi magari più avanti la Proviamo a cambiamo con variare. qualcosa che ci dà un po' più di Ok, di frizzantino ok. e col nero inizieremo a utilizzare Alekin. sì, sì, Aliekin. così qualcuno chiama Liekin, qualcuno Alekain, qualcuno Alekin, Ok, chiamiamolo come vogliamo ok. e quelle sono Sì. l'ordine delle mosse Ok, sì, mi ricordo. Cavallo, e poi faccio venire esatto, i pedoni, aspiro i pedoni verso di me. esatto. E boh, poi pian piano vediamo anche le altre varianti, quella è solo una delle varianti Ok, e a quanto punteggio sono arrivato? Aspetta, fammi vedere. è più o meno. Quanto manca ai 1500? Un più di... Intanto ero sceso un pochino sotto i 1000, adesso sono 1011. Ok, Quindi d'accordo. mancano solamente 499. 489 Bene, dai, io direi che punti. oggi insomma abbiamo visto tante cose, come al solito ti darò dei compiti da fare in questa settimana Bene. e ti ridarò le linee per ripassare bene l'apertura che abbiamo visto, così non devi Sì. sforzarti troppo a ricordare. E niente, noi No, ci... diciamo quella cosa che mi devo ricordare, questa linea, ora non vedi più, quella linea diciamo per attaccare Sì, sì, che sì, non mi viene naturale, ok, però ok. è anche quella difesa del cavallo che effettivamente non avevo visto, che era un po' una trappola per lui se mi avessi attaccato, Sì, 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 sì. e la questione di F2 quando è attaccato La pressione dal fiero. del... C'è la pressione sul...
Mi sembrano questi. No, poi la difficoltà è vederli. Guarda, è Ricordarsi tutti questi sì, principi, è impartirli. difficile giocare parlando, eh. Sì. Nel senso No, no, è che molto molto difficile, è vero, è vero. è più difficile, cioè nel senso io pensavo prima di fare questa registrazione che sarebbe stato più semplice No, perché non sei perché concentrato, perché cioè, comunque il sì. multitasking non funziona, quindi... E io poi in particolare basta chiedere a mia moglie, cioè io sono Ok, monotasking proprio costitutivamente, nel senso, no? ok. Eh, va Va bene. bene, Carlo. Allora noi ci salutiamo e oggi puntata lunghissima, tra l'altro saranno felici. Sei. Le prossime live saranno di 6 ore, preparatevi, Esatto, fate. esatto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.